Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io a nome della società Manica Condifesa per l'opportunità di partecipare a questo importante appuntamento annuale. Io oggi faccio un approfondimento dedicato a una caratteristica molto importante, molto ricercata, anche viste le presentazioni che mi hanno preceduto sui fungicidi di copertura, che è la resistenza al diradamento. Un parametro tecnico che spesso però viene ancora trattato in maniera, oserei dire, quasi dogmatica, cioè per alcune sostanze attive e per prodotti associati si dice che c'è, e alle volte non si spendono gli aggettivi a contorno, grandissima resistenza di diradamento, eccellente tenuta a piogge dilavanti, eccetera, eccetera. Per altre sostanze, per altri prodotti associati si dice no, non c'è e non si possono utilizzare in contesti di elevata piovosità. È chiaro, lo sappiamo tutti, dobbiamo operare ormai durante tutto il ciclo produttivo della vite con precipitazioni sempre più corte come durata, ma intense, abbondanti. Qui io vi ho riportato alcuni casi dell'anno scorso, da maggio a giugno ad agosto. Innumerevoli sono i casi in cui abbiamo pluviometrie anche dell'ordine di 100 passa millimetri al giorno. Queste ormai non fanno quasi più notizia, ma quello che conta insomma è che i mezzi tecnici che dobbiamo offrire devono tenere testa a accumulate di diversi decine di millimetri nel giro di poche ore. In questo contesto molto spesso si dice che i prodotti rameici sono fallaci, non possono essere utilizzati, non hanno ragione di essere utilizzati addirittura. Allora, questa è un'affermazione estremamente generica, è la classica situazione in cui si fa di ogni erba un fascio, come dice il famoso detto. Allora, il rame è un mezzo tecnico che viene utilizzato in fitoiatria da oltre un secolo, no? E però in questo lasso di tempo l'agrochimica, la tecnologia ha fatto passi da gigante dell'innovazione nell'offrire dei mezzi tecnici che siano sempre più performanti. È chiaro che se ci riferiamo a prodotti vecchio stampo senza alcuna tecnologia formulativa, primo fra tutti il solfato di rame, su cui l'azienda che rappresento fonda la sua origine, tra l'altro, sono prodotti che non riescono a tenere testa a quelle situazioni che abbiamo visto, ma tutt'altra situazione è per i nuovi formulati che l'azienda Manica mette a disposizione. Allora, noi abbiamo commissionato uno studio dedicato proprio alla verifica della resistenza al diradamento, uno studio comparativo che è stato eseguito dalla Fondazione Edmund Bach, nostri vicini di casa. Su questo assortimento di prodotti che vedete qui riassunto abbiamo ottenuto comunque il solfato di rame come reference, anche se sapete che ormai da un quarto di secolo non è più un fungicida autorizzato, come reference, dicevo, ha sostanzialmente nessun contenuto in merito alla tecnologia formulativa, perché è una materia prima. La poltiglia al 20% VG, prodotto formulato di base storico, che comunque è ancora a disposizione degli agricoltori, si trova ancora in commercio, anche se chiaramente ormai è un prodotto datato, diciamolo pure. La Bordeaux Flow New, che invece è una poltiglia bordolese liquida, ha più basso titolo e ad elevato contenuto tecnologico in merito ai coformulanti. Il CRC è una tecnologia a base di solfato tribasico di cui oggi non parliamo perché è contenuta in prodotti ancora in corso di registrazione. L'Hydrox 25 VG invece è un nuovissimo idrossido che l'azienda Manica mette a disposizione dei produttori, un idrossido di rame che chiaramente come sostanza attiva non ha nulla di nuovo, ma come tecnologia di sintesi, prima ancora che formulativa, invece di novità ne ha da vendere e anche di caratteristiche tecniche di performance è molto molto interessante. Allora andiamo a vedere come è stato eseguito questo studio. Sono state considerate come piante modello delle piante allevate in vaso di Pinot, che sono state normalizzate per avere l'LV
FUA confrontabile, insomma, fra tutte le repliche biologiche. Questi prodotti sono stati applicati su queste piante alla dose equivalente di 400 grammi di rame metallo per ettaro. Una dose, se volete, di sostanza attiva da cavallo, ormai non è più necessario ricorrere a questo tipo di dosaggi, almeno con i formulati più performanti, comunque lo teniamo come standard di riferimento per equiparare la situazione a tutti i formulati. Dopo 18 ore dall'applicazione a completa asciugatura è stato effettuato un primo campionamento delle foglie per determinare la quantità di sostanza attiva rame presente sulla superficie delle foglie prima di sottoporre al dilavamento, e poi sono state applicate delle piogge simulate con un macchinario. Vedete qui la foto di un simulatore della pioggia. Sostanzialmente si tratta di una griglia elettrosaldata a cui sono applicati diversi ugelli che erogano una pioggia simulata con un ratio fisso di 53 mm all'ora e hanno anche un movimento basculante per fornire un po' di energia cinetica, insomma simulare quello che sarebbe l'azione del vento in campo. E a seconda del tempo di esposizione a questa macchina, ovviamente, abbiamo ottenuto diverse accumulate fino a 80 mm di pioggia simulata. Questi sono i risultati. Ogni pallino di questi grafici rappresenta una misura puntuale, quindi non c'è nessuna estrapolazione, nessun artificio, questi sono proprio dati puntuali. E nell'asse dell'X vedete l'accumulata della pluviometria simulata da 0 a 80 mm. L'asse delle Y rappresenta la concentrazione di sostanza attiva in milligrammi per metro quadro di rame metallo. La linea orizzontale rossa rappresenta quello che è l'equivalente di concentrazione su foglia dei famosi 400 grammi di rame metallo originariamente apportati. Allora, partiamo a esaminare questi dati dal prodotto non formulato, dalla materia prima, cioè il solfato di rame. Allora, vedete che chiaramente già dopo i primissimi millimetri c'è una caduta quasi verticale della sostanza attiva che rimane su foglie. Passando alla bottiglia 20 VG, a 10 mm comunque non si può dire che la sostanza attiva viene persa completamente. Abbiamo ancora un 70 e oltre per cento di sostanza attiva che rimane rispetto a quella quantità teorica, quel fabbisogno teorico di 10 milligrammi per metro quadro. Se ci spostiamo alla Bordoflow New, la bottiglia bordolese liquida, tuttora in commercio, vediamo che anche accumulati importanti dell'ordine dei 50 mm, tra il 60 e l'80% del fabbisogno della sostanza attiva rame è conservato sulla superficie della foglia, mentre addirittura ai 10 mm siamo dell'ordine del 90% di sostanza attiva ancora presente. Quello che costituisce la vera novità è l'Hydrox 25. Voi vedete che dopo un primo decadimento ai primissimi millimetri di pioggia c'è sostanzialmente l'immediato raggiungimento di un plateau, cioè la situazione è quasi invariante rispetto all'accumulata di pioggia simulata che è stata applicata. Anche a 50-80 mm è conservato, cioè sostanzialmente mediamente il 100% del fabbisogno delle sostanze attive rame, e questo è un risultato estremamente eclatante secondo noi per quanto riguarda questo tipo di prodotto. Quest'altro non è che la stessa raffigurazione con però l'interpolazione dei dati. Abbiamo quindi dato dignità alla caratteristica di resistenza di dilavamento che è portata in etichetta. Brevemente andando in campo, qui vedete una situazione limite nel 2023 su Merlot sul Coglio, una batteria di applicazioni solo a base Bordoflow, solo a base Hydrox. La pluviometria del 23 ve la ricordate,
l'efficacia è presente. Ecco. E concludo dicendo che questa tecnologia formulativa consente anche di avere un profilo tossicologico molto favorevole. Sono infatti presenti solo 2 pittogrammi contro la media dei pittogrammi di tossicità e corrosività degli altri idrossidi a parità di concentrazione. Grazie.